Mona. Oltre a darmi del Mona, mio nonno in Mona mi ci ha anche spesso mandato. Il problema è che non capivo di cosa si trattasse. I primi tempi mi ero fatto un'idea relativamente precisa di questo posto. Doveva essere in Africa o in Brasile, dove c'era anche lo zio missionario, e ti mandavano lì a lavorare, invece che perderti in chiacchiere o in mattessi da babuchi. Capivo invece meno quando, ma non con me, piuttosto gli adulti tra di loro, ci si mandava in una mona specifica. Non importa che fosse di questa o quella madre o Amia o Santola. Iniziai a pensare che di mone al mondo ce ne fossero più di una e che alcune di queste zone, che erano quindi come un campo o una montagna o una palude, erano state ereditate o conquistate da madri, zie o madrine varie nel corso degli anni.